Benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela Estate. Oggi ci troviamo nella splendida cornice del Lido di Venezia, un luogo che rappresenta da sempre mare, relax, tradizione, ma anche innovazione, sport e accoglienza. In questa puntata parleremo di Venezia Spiagge, una realtà che da sempre accoglie migliaia di turisti e residenti, offrendo servizi sempre più moderni e valorizzando uno dei luoghi più belli della nostra città. E oggi abbiamo qui con noi come ospite il presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovan, che è veramente un piacere averla qui con noi e ringrazio soprattutto per aver accettato il nostro invito. Pensate, in questi anni Pierluigi, il nostro presidente, ha guidato un importante percorso di crescita e innovazione che ha portato il Blue Moon a diventare uno dei punti di riferimento del Lido di Venezia. Buongiorno, intanto. Benvenuta Pamela e a tutti i telespettatori, grazie di essere qui, di mostrare la nostra splendida isola del Lido e Venezia Spiagge. Grazie a lei Presidente, so che negli ultimi anni il Blue Moon è diventato uno dei simboli del nuovo Lido di Venezia, no? Come nasce questo progetto di trasformazione? Il progetto nasce grazie a un'intuizione dell'amministrazione comunale che ha puntato in maniera decisa sulla società Venezia Spiagge per essere un po' l'infrastruttura attorno al quale costruire un po' il rilancio del Lido. Quindi partendo dal turismo balneare e dalla crescita del turismo balneare, poi ha sviluppato anche tantissimi altri progetti sull'isola, quindi il rinnovamento di tutta la flotta degli autobus, la sistemazione del piazzale del Casinò, insomma tantissime altre iniziative che assieme a Venezia Spiagge hanno dato slancio al Lido ed effettivamente si vedono anche i risultati. Assolutamente sì, e so che oggi il Blue Moon è stato inserito tra i migliori beach club momentaneamente, no? D'Italia parliamo anche. Cosa significa per lei ricevere un riconoscimento così speciale? È un riconoscimento del lavoro nostro, ma soprattutto di tutte le persone che lavorano con noi e anche del supporto dell'amministrazione comunale. È effettivamente molto importante proprio per il Lido perché oltre a noi ci sono altri due stabilimenti che sono all'interno della guida, cioè il The Ben e l'Excelsior. Sì. Questo permette al Lido di essere l'unica destinazione capoluogo di provincia e regione con 3 stabilimenti all'interno della guida. Quindi il Lido non solo per Venezia Spiagge ma anche grazie agli altri 2 stabilimenti è proprio la spiaggia principe un po' dell'estate italiana. E cosa rappresenta il Blue Moon per lei in questo momento? Cioè, dopo che ha comunque avuto una storia veramente splendida, perché ho sentito anche parlare della storia di questo, perché prima era una spiaggia libera. Esatto. E adesso è diventato appunto un beach club. Perché ha dato il nome intanto anche di Blue Moon? Blue Moon è proprio il nome di questa bellissima terrazza e costruzione che ci ospita in questo momento, che è un monumento realizzato da De Carlo, che è un famosissimo architetto, e che ha dato un imprinting al biglietto da visita, se vogliamo, del Lido, perché al termine del Gran Viale c'è il nostro stabilimento. Una volta era una spiaggia libera e non aveva, non dava il segnale di spiaggia o comunque di un luogo accogliente e attrezzato, perché era gestito in maniera un po' più semplice, mettiamola così. Invece adesso, essendoci uno stabilimento tra l'altro con degli standard molto elevati, questo permette a chi arriva di avere una visione dell'isola molto più prestigiosa, molto più moderna, e l'unione anche con i ristoranti dà anche il senso di beach club, perché il beach club è un luogo dove ti senti rappresentato, ti senti a casa e vivi una giornata intera godendo di tutte le esperienze che puoi fare. E quindi Blue Moon cosa si intende? Dalla ristorazione? Il Blue Moon è il luogo deputato all'interno di Venezia Spiagge per il turista che viene giornalmente. Quindi può godere della piscina, nella piscina ci sono i lettini con il materassino, quindi più top di gamma. Poi ci sono i gazebi, abbiamo gli ombrelloni, l'area relax, l'area family, poi magari ne parleremo un po' più nel dettaglio. Comunque ogni tipologia di cliente può trovare la propria può soddisfare i propri bisogni e quindi cerchiamo di accontentare tutte le categorie di clienti. Io so che il vostro obiettivo è accogliere un pubblico molto molto vario, tra famiglie, giovani, fino anche a turisti, no? Come riuscite a soddisfare così tante esigenze e soprattutto diverse, no? Esatto, allora siamo partiti dai dati, abbiamo analizzato qual era il nostro cliente.
più anni, ovviamente abbiamo analizzato i dati di più anni. Questo ci ha permesso di vedere quanti erano i bisogni dei nostri clienti. Quindi c'è chi vuole un estremo relax, quindi abbiamo dato un'area con ombrelloni più distanti e lettini più grandi, l'ombrellone più grande, quindi diciamo un relax maggiore. C'è chi invece vuole avere una giornata un po' più frizzante, quindi c'è l'area che chiamiamo relax o enjoy, che adesso è più dinamica, mettiamola così, e poi c'è l'area family dove ovviamente uniamo i giochi dei bambini, tutte le attrezzature sportive, il paddle, il calisthenics, beach volley, eccetera. Sì. Quindi diciamo siamo riusciti a, avendo una spiaggia molto grande, a suddividere le zone in maniera tale che ognuno si senta rappresentato e viva l'esperienza che vuole vivere quel giorno. Magari il giorno dopo viene e vive un'altra esperienza perché magari viene con la famiglia, però ecco, così riusciamo a soddisfare tutti. E quanto grande è questa spiaggia? Cioè più o meno ha un... Allora, tutta la concessione di Venezia Spiagge è gigantesca perché sono 170.000 metri quadrati. Mamma mia! Sono 17 ettari, è grandissima. Il fronte mare è 1,5 km, quindi stiamo parlando di una spiaggia veramente molto importante. Quindi per quello c'è di tutto. C'è di tutto, siamo tra le prime 5 concessioni in Italia come dimensione. Quindi... E so che una delle chicche che vi rende così importanti sono le capanne. Le capanne. Che sono amate un po' da tutti, no? Da tutti. tutti. Sì. Tra l'altro non solo per gli stagionali o comunque per chi gode di un periodo un po' più lungo, ma abbiamo inserito negli anni anche le capanne giornaliere, quindi chi vuole vivere l'esperienza reale e autentica lidense può godere anche delle capanne giornaliere, quindi può venire un giorno a vivere l'esperienza veramente da veneziano e i turisti effettivamente molto apprezzano questa opportunità. Turisti, sì, anche famiglie, perché c'è la possibilità, che ho visto anche su internet, che avete anche la possibilità di babysitting, no? Per i bambini. Noi abbiamo i centri estivi proprio per i nostri diciamo, residenti che vengono, quindi tutta la settimana, la mattina c'è diciamo, l'attività di centri estivi, al pomeriggio dalle 2 alle 4 offriamo invece l'Allegra Cabana, la chiamiamo noi, che è un luogo dove i genitori possono lasciare i bambini, fanno una serie di attività, giochi, disegni, a seconda di quello che vuole fare. È bello perché avete pensato un po' a tutto, perché avete pensato sia alle coppie che anche ai bambini, perché così le coppie possono stare anche un po' fra di loro, possono godersi anche un po' la vacanza. Anche i single, Anche i single, hai ragione. Anche i single perché abbiamo l'ombrellone con un lettino, che tra l'altro sono quelli che vanno via sull'auto quasi sempre. E effettivamente c'è una nuova tendenza anche su chi viene in spiaggia da solo perché vuole stare un giorno completamente in pace senza nessuno e leggersi un libro. Certo, e infatti dietro a un riconoscimento così importante c'è sicuramente il lavoro di tantissime persone, no? Quanto conta la squadra, secondo lei, ogni giorno che lavora sulle vostre strutture? Ecco, questo ci teniamo molto perché al di là che siamo una società pubblica, ma comunque il ruolo fondamentale nella gestione del personale è un ruolo fondamentale veramente. Non solo il nostro, perché noi oltre ai dipendenti diretti abbiamo anche ovviamente società in appalto che ci offrono dei servizi, non so, la vigilanza e altri, e quindi noi dobbiamo riuscire a far sì che tutti lavorino in squadra perché se lavorassero a compartimenti stagni ci sarebbe ovviamente delle frizioni piuttosto che, quindi riusciamo a compattare tutti, facciamo tantissime feste per i dipendenti, cerchiamo di riuscire a creare proprio voglia e team di lavorare insieme. Una famiglia, no? Un team, perché è sempre bello far parte di un lavoro che comunque ci sia sì l'attenzione su quello che stanno facendo, assolutamente, però ci sia anche dall'altra parte un ambiente sereno, tranquillo, accogliente, perché riesci a svegliarti la mattina con la voglia di fare questa giornata, di fare soprattutto, di seguire tutti i clienti, perché comunque avete tantissimi clienti che vengono, dalle famiglie, ai giovani, ai turisti, quindi è sempre bello essere sorridenti. Assolutamente sì, anche perché è quello che dà quel plus, no? Cioè un ombrellone, un lettino lo trovi anche da altre parti, ma vieni da noi e torni, se magari qualcuno ti ha accolto bene, ti ha fatto un bel sorriso. C'è sempre il ritorno. Esatto. Bene, grazie mille al presidente Pierluigi Padovano, noi ci vediamo tra poco, rimanete ancora lì.